Iniziamo dalla signora Brivio Eva. Buongiorno. In piedi a voce alta, deve leggere la dichiarazione con cui si impegna a dire la verità. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Si accomodi. Lei si chiama Eva Brivio? Sì. Prego, pubblico ministero. Signora, buongiorno. Buongiorno. È stata sentita il 27/11/2010, verbale di sommarie informazioni, lo dico anche per le difese che ben lo sanno. Che lavoro svolge, signora? Sono assistente sociale presso l'ospedale Mangiagalli nel servizio di aiuto violenza sessuale e domestica alle donne. SVS SVD. Sì. Può dire sinteticamente di che cosa si occupa l'SVS SVD in maniera di sintesi? Si occupa di donne, ma anche uomini, insomma di persone abusate sessualmente o picchiate, maltrattate in famiglia, di violenza sessuale e violenza domestica. Maggiorenni e minorenni, ovviamente. Sì, sì. Lei ricorda se il 5 giugno 2010 ebbe modo di effettuare un colloquio presso la struttura dove ella lavora con una ragazza, una persona minorenne, una persona straniera? Il 5 giugno sono stata chiamata in reperibilità, perché noi lavoriamo da lunedì al venerdì, però sabato e domenica siamo reperibili telefonicamente, e quel fine settimana ero reperibile io e una dottoressa della De Marchi, del pronto soccorso della De Marchi, mi ha chiamato perché aveva una ragazza di 17 anni senza documenti e senza genitori e mi chiedeva come doveva comportarsi. Perciò mentre io la ragazza poi l'ho vista il lunedì mattina quando abbiamo cominciato a lavorare. Lei ricorda chi era questa persona, come si chiamava? Sì, era una ragazza marocchina che si chiamava Karima, che aveva 17 anni e mezzo. Sì. Era a novembre, se non ricordo male, compiva i 18 anni. Senta, lei sa anche se aveva un nomignolo, insomma si può dire se si chiamava Ruby come pseudonimo, se era intesa così o si presentò così? No, durante la reperibilità io sapevo solo che si chiamava Karima e che era senza genitori e senza nessuno. Quando siamo andati in reparto, perché poi la ragazza è stata ricoverata in chirurgia pediatrica, sì. E il lunedì mattina la caposala ci ha chiamato perché ha detto: cosa facciamo di questa ragazza, che dobbiamo mandarla a casa, dobbiamo tenerla. Allora siamo andati a conoscerla ed è stata lei una ragazza molto spontanea che ci ha raccontato tante cose. Mi ha detto: mi chiamo Karima, però mi chiamano Ruby. Benissimo, allora arriviamo proprio al merito, per cortesia, di questo colloquio con la minore che lei ha avuto il lunedì. Sì, insieme alla psicologa. Insieme alla psicologa dottoressa Giribaldi. Sì. Bene. Allora, se ne vuole riferire al Tribunale i contenuti di questo colloquio, cioè cosa vi disse Karima, che cosa vi siete detti? Allora, ci ha detto che stava a Milano, che lei era in Italia dal 2002, se non ricordo male, che i suoi genitori vivevano in Sicilia, ma che lei badava a se stessa da tanto tempo, che da tanti anni, insomma da quando era una ragazzina, aveva vissuto in comunità, però la vita della comunità non le piaceva, era scappata da tante comunità, che quando aveva 15 anni in un concorso di bellezza aveva conosciuto il conduttore del TG4, mi sfugge il nome. Nome notorio, no. Penso che non ci sia obiezione a rilevare. Emilio Fede? Sì, Emilio Fede, aveva conosciuto Emilio Fede e che grazie a lui era venuta a Milano e aveva cominciato a lavorare come ragazza immagine, in piccoli programmi nello staff di Lele Mora. Ci ha detto che mi ha detto: ma come mai vivevi da sola, come mai non eri più in una comunità? E lei ci ha detto che era stata affidata da una consigliera regionale
e ci si meravigliava che noi non la conoscevamo, ma veramente noi non la conoscevamo. Era stata affidata a una ragazza brasiliana, Michelle, che aveva conosciuto 3 o 4 mesi prima e che era stata proprio Michelle quella notte a pestarla con il manico di uno spazzolone perché avevano litigato e le aveva prese. Lei insisteva molto con noi, perché proprio mi sono presentata come assistente sociale, per non andare in comunità. Lei insisteva e diceva: ma io in questura conosco dei poliziotti, Hermes mi sembra, conosco che già mi hanno aiutato, io sono affidata a questa persona, mi dovete lasciare dimettere, io me la cavo da sola. E noi abbiamo detto che non era possibile, che sapevamo che c'erano già i giudici del tribunale che avrebbero deciso per loro e che comunque non era compito nostro. Bene signora, ascolti, lei ha detto che la Ruby era giunta a Milano grazie a Emilio Fede, ho capito bene? Così lei ci ha detto. Sì, il presupposto è quello che vi disse Ruby, ovviamente. Sì. Le disse la minore El Marouk Karima, intesa Ruby, che aveva avuto modo a Milano di partecipare a delle serate, a delle feste? Sì, questo ci aveva detto, che proprio come ragazza immagine era un po' quello il suo lavoro, o partecipare a degli spettacoli televisivi come ballerina, come comparsa, oppure come ragazza immagine a feste dove c'erano uomini importanti, c'erano politici, e per questo che guadagnava parecchio, o in soldi o in gioielli. Lei aveva anche una valigia rosa, una borsetta, e diceva: me li sono portati dietro le mie cose perché non mi fido a lasciarle in camera. Però specificò, signora, in quali abitazioni, in quali residenze, o eventualmente tra le tante in quali era stata a queste feste? Disse chi era il proprietario di casa, l'ospite invitante? No, disse che la andavano a prendere con la macchina e la portavano, no, non ha specificato. E disse chi eventualmente l'accompagnava? 2 domande ho fatto. L'accompagnava o con Emilio Fede o con Mora, ma di più con Emilio Fede. Allora, faccio riferimento, signor Presidente, signori del Tribunale, signori avvocati, al verbale di sommaria informazione del 27/11/2010, alla pagina 6, in fondo, è una contestazione, vuol dire che le ricordo quello che lei ha detto al SIT, alla dottoressa Boccassini, al sottoscritto. Lei dice: ci disse anche la minore che aveva partecipato a dei concorsi di bellezza in Sicilia, che Emilio Fede l'aveva notato e che le aveva fatto conoscere l'Ele Mora. Grazie all'Ele Mora era arrivata a Milano. Faceva la ragazza immagine a delle feste dove lei diceva si cena, si balla e in cambio le davano dei soldi e dei regali. Ci disse anche che aveva lavorato in alcuni programmi televisivi, non ricordo quali, grazie alla conoscenza con l'Ele Mora che era il suo agente. La ragazza ci disse che aveva un fidanzato in Sicilia, anche che aveva un fidanzato in Sicilia. La minore aggiunse che Emilio Fede in più occasioni l'aveva portata a delle feste presso la villa di Arcore, dove vi erano altre ragazze come lei. Quando andava alle feste di Arcore di solito riceveva denaro o regali quando andava via. Almeno così raccontava la minore, mi fermo. Quindi fa riferimento specifico alla villa di Arcore e all'accompagnamento di Fede. Lei ricorda queste dichiarazioni, signora? Cioè, conferma il contenuto? Se lo conferma, se lo ricorda? Sì. Cosa ricorda? Giusto. Allora, mi ricordo bene che veniva accompagnata da Emilio Fede, che la andavano a prendere con delle macchine, e che adesso in questo momento è passato del tempo, non riesco a ricordarmi bene se aveva parlato della villa di Arcore. Signora, il riferimento... Io non voglio insistere, se lei non si ricorda dice che si ricorda, se lei dice che esclude dice che esclude, cioè il Tribunale è sovrano. Però con tutto il rispetto, il riferimento ad Arcore dovrebbe essere il punto che più rimane memorizzato, perché qui si parla alle feste di Arcore, quindi insomma è chiaro il riferimento anche a una persona, quantomeno in quello che diceva Ruby. Lei non lo ricorda questo particolarino di Arcore? No, non me lo ricordo in questo momento, nel senso che non
Mi ricordo bene che parlava in generale di politici, questo sì, mi ricordo che io stessa gli ho detto ma che vita è, sei giovane, a 30 anni, poi che cosa fai, ma chi ti dà dei soldi poi in genere vuole qualcosa in cambio. Lei su questo ha detto no, io faccio la ragazza immagine, mi vesto bene, mi trucco bene, fra l'altro lì era una ragazzina come tante, e lei stessa ci ha detto adesso mi vedete così, ma se io mi trucco sembro poi un'altra persona e posso piacere. Si ricordi che la domanda, non per ignorare, Sì. per insistere, era se lei si ricordava questo particolare di Arcore. Se lo ricorda o non se lo ricorda? No, non me lo ricordo. Non se lo ricorda. Beh, lei ha ragione di avere detto una cosa inesatta quando fu sentita a sommare informazioni dai pubblici ministeri. No, probabilmente in quel momento me lo ricordavo E oggi e non adesso se lo ricorda. ripensandoci non sono così sicura che abbia specificato. Benissimo, signora. Ascolti, lei è un assistente sociale, Sì. quindi ha una certa esperienza anche con i minori. Sì. Lei chiese alla minore, al Maru Karima, se la stessa si prostituisse? Così direttamente no, però sia io che anche la psicologa avevamo insistito sul fatto del dire ma perché a 15 anni ti sei messa a fare questa vita, oppure perché adesso ti danno questi regali? Nessuno dà niente per niente. Io veramente dico, anch'io ho un figlio che cerca di lavorare in queste, però non ci riesce perché chiedono delle cose in cambio, e lei invece su questo ha detto no, io faccio la ragazza immagine, io partecipo alle feste, ballo e mi diverto, però non ha parlato di prostituzione. Per la precisione, lei nel verbale del 27/11/2010 specifica che la ragazza ha sempre esplicitamente negato di essersi prostituita, Sì. di avere avuto Sì, rapporti sì. sessuali. È stata più netta nel verbale, conferma? Sì, confermo perché col fatto del chiederle proprio, ma se ti danno i soldi vogliono qualcosa in cambio, lei ha negato di... Beh, lei specificò, lasciamo stare adesso il riferimento a questo o quel luogo, visto che lei ha detto in questa sede che non se lo ricorda, e in come erano queste feste o eventi, cioè che cosa si faceva e che cosa specificatamente faceva la ragazza in queste serate. No, ha detto che cenavano, che poi ballavano e che con lei c'erano altre ragazze che le venivano forniti dei begli abiti da sera e si truccavano e passavano le serate così. Senta, Ruby fece riferimento all'avere o meno disponibilità di denaro? Sì, su questo sì, lei ha detto che guadagnava, che con questa vita guadagnava bene, tanto che manteneva un fratello in collegio in Sicilia e che aveva comprato o dato dei soldi per comprare una casa ai suoi genitori. Senta, abbiamo parlato di Emilio Fede e di Lele Mora, cioè lei ha detto che Ruby disse. Ruby fece riferimento alla sua età, cioè Ruby disse, allora, lì era palese che la ragazza fosse minorenne, corretto? Sì. Ruby fece riferimento nei vostri discorsi alla età che dichiarava alle persone che incontrava? No, Non fece riferimento. no. Torno a ripetere, Ruby in quella sede era marocchina e minorenne, Sì. anche perché lei aveva avuto dei contatti con la polizia. Ma le disse Ruby se si qualificava di una diversa nazionalità con i terzi? No, Se immutava, inventava una diversa nazionalità? no. No? Ho capito. Senta, il riferimento alla signora Minetti, cioè all'affidamento alla signora Minetti, lo può specificare meglio cortesemente? Cosa voleva dire affidamento alla Minetti e che rapporto descriveva la minore con questa signora Minetti? Non ha descritto un rapporto, descriveva un'importanza, cioè per noi era una ragazzina scappata dalle comunità, io la vivevo così, e lei insisteva invece dicendo io conosco persone in questura, chiamateli, io sono stata affidata alla consigliera regionale Minetti, se non ci credete chiamatela, che noi non sapevamo nemmeno chi fosse,
ci sembrava un po' eccessiva, un po' una ragazzina, come ce ne sono tante, che racconta delle cose un po' al di sopra delle righe. Sì. Ma lei sa per quale ragione la minore si trovava presso la De Marchi e poi presso il padiglione pediatrico, lo sa, no? Sì. Per quale ragione? Perché durante la notte, il venerdì notte, era rientrata a casa, insomma lei conviveva con questa ragazza Michelle, che aveva più o meno la sua età, un pochino più grande di lei, no, era maggiorenne Michelle, avevano litigato, non ci ha specificato il perché, e Michelle l'aveva presa a bastonate, lei gli aveva tirato i capelli, avevano urlato, i vicini di casa hanno chiamato la polizia o il 118 ed è stata portata al pronto soccorso perché era segnata. Lei rilevò i segni lesivi? Ebbe modo di vederli? Poi ci sono i medici comunque. Sì. No, era lì tranquilla, aveva una tutina, era sbottonata, sul viso non aveva grandi segni, sul corpo noi non abbiamo visto. Lei sa per quale ragione vennero alle mani le due donne, la ragazza e la maggiorenne, Michelle e Ruby? No, lei ha detto che Michelle era gelosa di lei, non ha specificato il motivo. Lei ebbe contatti con qualcuno, ovviamente istituzionali, della polizia, per approfondire le problematiche della minore, e sa quali disposizioni eventualmente impartì il PM minorile in quel caso? Se impartì delle disposizioni. Allora, quando mi hanno chiamato dall'ospedale e la ragazza era lì, era la dottoressa Rocchi che ci ha chiamato per dire cosa faccio, io ho chiesto subito: ma ci sono i genitori della ragazza? No, c'è la polizia, e la dottoressa mi ha detto: non credo che i genitori siano in Italia. Allora mi sono fatta passare il poliziotto per capire, gli ho detto: ma avete avvisato il PM? Chi è questa ragazza? E il poliziotto mi ha detto: io sono arrivato adesso, non sono stato io ad accompagnare la ragazza, perciò non so tanto, però di sicuro so che il PM è stato avvisato, che io devo stare a curare la ragazza perché è una ragazza, lui stesso mi ha detto che è già scappata da delle comunità, che è stata affidata a una famiglia marocchina ed è stata la stessa affidataria a picchiarla. Noi quando siamo andati da Karima sapevamo questo, non sapevamo niente altro, è stata lei poi a chiacchierare e a dire. Io mi sono fatta lasciare il numero di telefono dal poliziotto per capire che cosa fare. Dopo 2 ore ho richiamato la dottoressa, perché funzioniamo così: nel fine settimana, se ci sono delle ragazze ma anche donne che vengono dimesse dall'ospedale e hanno poi bisogno di un collocamento, noi lavoriamo con il CEAS, cioè abbiamo a disposizione delle comunità di pronto intervento che le possono accogliere. Tant'è che io avevo chiamato una collega che si chiama Dragonetti del CEAS dicendo: avvisa la Volpi che potrebbe essere che domani c'è bisogno di accogliere una ragazza, domani da domenica, perché quel giorno della reperibilità era il sabato. E poi il poliziotto mi ha detto: però il PM non vuole che ci si avvicini alla ragazza. Allora io ho chiamato sul numero che mi ha dato in questura, alla 3ª sezione se non ricordo male, e anche lì mi è stato detto: tranquilla, il PM, la ragazza è già conosciuta da noi, il PM è avvertito, mi raccomando non fate avvicinare la ragazza ad estranei e diteci, mi richiami quando la ragazza può essere dimessa, che ci pensiamo noi, perché il PM ha già deciso che deve tornare in una comunità e ha deciso quale. Cioè noi eravamo tranquillissimi, io ho richiamato Dragonetti dicendo: tranquilli, ne andate a vedere, perché tante volte andiamo proprio, se è il sabato e domenica che ci sono 2 giorni vuoti, a vedere come stanno le persone, non andate perché la magistratura si è già occupata di tutto, non c'è bisogno di voi. Senta, lei ha detto che la minore aveva detto a lei, alla dottoressa Giribaldi, giusto? Sì. Che era stata affidata
alla signora Minetti, però che era stata picchiata da una signora maggiorenne di nome Michelle all'interno dell'appartamento con la quale conviveva, Sì. in cui conviveva con la Michelle. E voi avete chiesto per quale ragione, se sei affidata alla Minetti, ti trovavi a casa della Michelle? Sì, gliel'ho chiesto anche perché mi sembrava proprio strano, perché come assistente sociale c'è la cosa che mi è sembrata più strana, per quello che facevamo un po' fatica a credere alla ragazza, perché ho detto, ma scusa, l'affido lo fa il comune, o in Sicilia o qua a Milano ci sono delle famiglie. No, lei era proprio sicurista. No, io sono fidata a questo consigliere regionale e se non ricordo male proprio i poliziotti mi hanno collocato in questa casa con questa ragazza maggiorenne. Bene, senta, con spirito di garanzia le domando, la ragazza fece mai riferimento ai nomi dei politici le cui feste frequentava? No. Lo si evinceva già, comunque la risposta è No. Grazie, non ho altre domande, mi riservo di concludere l'esame in esito ai controesami. La difesa per l'esame e il controesame? Difesa in controesame non ha domande, si riserva l'esame. Ecco. No, l'esame lo deve fare ora, avvocato Longo, si ritiene, anche una tesi Noi della faremo- difesa. Sì. Posso? Solo per gli ulteriori gradi del processo. I testi comuni e l'esame della difesa viene fatto dopo che si sono esauriti i testi dell'accusa. Questo per rispondere non solo e non tanto a quanto è previsto dal codice di procedura penale, ma anche la logica della difesa, la quale ha il diritto di interloquire sui suoi testi di difesa quando si sono esauriti i testi dell'accusa. Se il Tribunale è di opinione diversa, noi ne prenderemo atto e prenderemo le nostre iniziative nel luogo e nel momento opportuno. È così, quindi io ribadisco anche a nome del collega Ghedini che non abbiamo domande in controesame e che ci riserviamo di ricitare la signora, chiedendo già ora scusa, quando saranno esauriti i testi della pubblica accusa e della privata accusa, ove ce ne fossero. Grazie. L'avvocato Ghedini, prego, per l'esame e controesame. Presidente, guardi, noi nei limiti del possibile faremo sempre, come abbiamo già fatto anche nelle scorse udienze, la concentrazione, faremo anche l'esame diretto subito dopo quello del sono procuratore. Io non credo che ci sarà la necessità di richiamare la signora, ma ce la riserviamo, perché ove questa vi dovesse essere, può darsi che dopo aver sentito Karima El Mahroug ci sia questa necessità. Ci sarà senz'altro, lo anticipo già, l'avevo già anche detto al sono procuratore, per quanto riguarda il test Condorelli, ma lì perché c'è una ragione specifica molto importante per questa difesa, mentre probabilmente per la signora non ci sarà questa necessità. Noi per oggi in controesame non abbiamo nessuna domanda, auspichiamo di non avere poi neppure questa necessità di sentirli in esame diretto, ma ovviamente non possiamo rinunciarvi fin d'ora senza sapere che cosa dirà la Karima El Mahroug quando sarà chiamata dal pubblico ministero, che è lui che decide l'ordine. Sulla questione pubblico ministero ha qualcosa vuole dire qualche cosa? No, io rilevo soltanto che se le difese hanno l'esigenza di posticipare l'esame di un teste dopo l'audizione di un altro teste, perché rilevano un nesso logico fra le due testimonianze, io non ho nessun problema da consentire. L'avvocato Ghedini me l'aveva anche accennato e mi pare ragionevole. Però se si intende posticipare sistematicamente, anche se adesso è stato ridimensionata l'impostazione generale, gli esami, successivamente il processo lo facciamo 2 volte, è logico invece fare esame contro esame, in sequenza logica. Ecco, questa è la mia posizione, mi pare ragionevole.
Allora, le questioni sollevate dai due difensori sono di differente natura, perché quello che dice l'avvocato Ghedini è che se c'è poi la necessità eventuale di risentire un testimone a seguito dell'audizione dell'emergenza di nuove risultanze probatorie è un conto. Quello che dice l'avvocato Longo è di diverso spessore, cioè si riserva il controesame di tutti i testimoni l'esame all'esito dei testi della pubblica accusa, se vogliamo chiarire la questione, perché quello che dicono i due difensori è differente. No, guardi Presidente, credo che diciamo la stessa identica cosa, tant'è che nelle scorse udienze non è mai stato posto il problema, sono stati sentiti, guardi ho qui l'elenco, qui, sono stati sentiti diversi testi comuni, per esempio, tanto per dirle, Cafaro, Hermes, Esposito, Loredana, Gambino, Maria, eccetera, insomma, li conoscete, abbiamo parecchi testi comuni e non è mai stata sollevata la questione. Qui oggi noi abbiamo un punto, insomma sono state riferite indicazioni della signora Karima El Mahroug che potrebbero all'esito dell'audizione di Karima El Mahroug divenire nuovamente rilevanti. Non possiamo saperlo oggi e quindi noi dobbiamo per forza dire che in questo momento noi in controesame non abbiamo nulla da chiedere perché ci ha pagato l'esame del signor procuratore. In esame diretto abbiamo la necessità, vista anche la capitolazione che abbiamo fatto, di sentire prima Karima El Mahroug, ma questo non vale per tutti i testimoni ovviamente, perché altrimenti l'avremmo già fatto le volte scorse. Di volta in volta faremo presente al Tribunale che può essere che per alcuni testi ci sia questa necessità. E non è che lo facciamo come questione di principio, anche se il codice prevederebbe così. Avvocato Longo vuole aggiungere e chiarire su Sì, questo? senz'altro. Signor Presidente, vede, è una questione di principio, si traduce così. L'esame dei testi comuni, a mia opinione, che viene svolto dal pubblico ministero, si segue poi a questo esame il controesame. È facoltà della difesa consentire che sia fatto subito l'esame diretto e noi, come ha detto il collega Ghedini, di questa facoltà faremo uso meditato, non certamente ma in rispetto per dar disturbo al Tribunale o ai testi, ma per rispetto anche alle esigenze difensive che non sono poca cosa per dei difensori. Grazie. Si ritira.